Manca una settimana all'inizio delle celebrazioni della Dunata Triveneta degli Alpini, che porterà ad Asiago decine di migliaia di penne nere, amici e simpatizzanti per un evento atteso da 2 anni in altopiano. Il raduno si sarebbe dovuto svolgere infatti nel 2020, a 100 anni dalla prima adunata degli Alpini in Ortigara, ma quello che è accaduto negli ultimi tempi in Veneto e nel mondo ha cambiato decisamente le carte in tavola. Ora però non ci sono più ostacoli e Asiago si prepara ad accogliere gli alpini. Il programma prevede venerdì 8 luglio alle 14 l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra H9 di Roana, seguita dagli onori all'Abaro Nazionale e al gonfalone della città di Asiago, dall'alzabandiera in Piazza Carli e dalla sfilata verso il sacrario dell'Aiten, dove verrà officiata una messa solenne dal cardinale Pietro Parolini. Spazio poi all'inaugurazione della cittadella alpina e nel pomeriggio sarà presentato un libro di racconti e immagini della Grande Guerra in altopiano. Sabato la giornata inizia all'alba con la partenza delle autorità e dei vessilli per il Monte Ortigara. Sulla cima della montagna, diventata simbolo della dedizione degli alpini, ci sarà la celebrazione solenne alla colonna Mozza, dove spicca il monito di chi ha vissuto gli orrori della Prima Guerra Mondiale, per non dimenticare. Sabato sera spazio ai cori e alle fanfare alla grande festa nei paesi dell'altopiano. Domenica finalmente il giorno dello sfilamento nelle vie di Asiago delle migliaia di penne nere che parteciperanno alla Triveneta. Si parte alle 9:30 con l'ammassamento e si chiude con il passaggio della stecca fra la sezione Monte Ortigara e quella di Belluno, che ospiterà la prossima adunata del terzo raggruppamento. Tantissimi alpini saliranno in altopiano assieme a famiglie e amici e tanti saranno quelli che vorranno respirare l'aria della dunata nella magnifica cornice delle terre alte vicentine. Chi è a casa potrà seguire gli eventi della 3 giorni su Rete Veneta con una lunga serie di dirette, edizioni straordinarie e produzioni dedicate esclusivamente a questo importante appuntamento. Ancora una volta con gli alpini, sempre con voi.